Hai giusto il colletto tu? Perché adesso andiamo in, come si dice? Vabbè. Salvo per stasera non abbiamo diapositive, quando mi dici tu io attacco, va bene? Sì, buonasera, siamo qui a questo incontro che non si sa com'è, non si sa se è scuro, se... Buonasera a tutti, siamo alla terza sessione di questo studio. Do il benvenuto a tutte, a tutti e anche a quelli che sono presenti e quelli che non ci sono. Va bene, stasera vedremo in modo particolare l'etica cristiana come proposta di etica e faremo quindi un excursus dentro le scritture per vedere cosa ci propone la Bibbia come etica, l'origine dell'etica cristiana. Teniamo sempre conto che all'epoca in cui Gesù Cristo e gli Apostoli portano la parola a tutto il mondo conosciuto da loro, praticamente da Matteo in poi non erano scritti, perché il primo scritto data intorno al 44-45, quindi loro sono degli scritti che circolano, ma loro portano avanti il loro messaggio di salvezza e possiamo dire anche i principi di etica con tutto ciò che è l'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento, così come ce l'abbiamo, sorge poi intorno al III secolo. È vero che i Vangeli circolavano nelle chiese, ma anche le epistole in modo particolare. Se pensate che Giovanni scrisse intorno all'anno, dopo l'anno 90 dell'era cristiana, potete immaginare che l'Evangelo, noi leggiamo i Vangeli, ma sono arrivati un po' più tardi rispetto alle epistole. Quindi vediamo dei presupposti di questa proposta di etica cristiana. Il credente, convinto della veridicità e dell'attendibilità della Bibbia, parte da due presupposti, quindi abbiamo due presupposti principali. Il primo presupposto è che l'etica cristiana si basa sulla rivelazione di Dio. Questo significa che, essendo la rivelazione della parola di Dio infallibile, offre una base solida, incrollabile, su cui fondare il pensiero etico. Quindi per i cristiani evangelici in modo particolare, la Bibbia è la parola di Dio ed essendo la parola di Dio diventa la norma magistra, potremmo dire maestra, della nostra etica. Il secondo presupposto invece è questo. Questa rivelazione afferma che le norme morali si basano sulla natura di Dio, non le azioni stesse, ma le norme, le regole che Dio dà si basano su chi è Lui. La base dell'etica non è solo l'insieme dei decreti pronunciati da parte di Dio, ma è l'espressione del suo carattere, cioè è Dio stesso che si mostra avente questo carattere e quindi in questo Lui ci parla come
colui che è il modello da seguire. Quindi non sono comandamenti astratti, dati arbitrariamente, basati su un ideale coerente, ma si basano invece sulla coerenza che esiste nel carattere di Dio stesso. In questo senso sono norme che procedono direttamente dalla persona stessa di Dio. Questo è interessante molto, ed è importante, fa una grande differenza. Non è un pensatore che si mette a pensare. Gli autori della Bibbia, che sono una quarantina, parlano come ispirati da Dio, a cui Dio stesso dice: questa è la mia volontà, questo è quello che io desidero, questo è quello che voglio. Quindi come lui stesso che comanda al credente, ovviamente. Che, come detto l'altra volta, nell'Antico Testamento i credenti, come li intendiamo noi, sono i tementi Dio. E si usa questo participio, tementi Dio, perché non è un timore, ce l'ho avuto una volta e si è fermato lì, non è un timore statico, ma è un temere Dio continuamente, costantemente, giorno dopo giorno, e anche in crescita. Le norme etiche sono principi viventi, non arbitrari, che vengono comunicati da una persona, cioè Dio, all'altra, noi. Questa verità si manifesta sin dall'inizio dell'Esodo, capitolo 3, versetto 14, dove Dio si definisce come il Dio autoesistente. Io sono colui che sono, nella rivelazione che fa a Mosè. Mosè deve identificare il suo mandante come l'Io sono o come io sono l'Eterno. È un po' quando ho spiegato il nome che normalmente diciamo Yahweh e che alcuni dicono Geova per un errore di vocalizzazione, di lettura del testo. E allora questo verbo è la sintesi di due verbi, il verbo essere e il verbo esistere, che sono come se fossero in simbiosi uno dentro l'altro, e viene fuori questo sostantivo Yahweh. Mosè deve, quindi l'abbiamo visto, non semplicemente riprendere un po' il testo qua. Mosè deve identificare il suo mandante, colui che lo manderà, io come l'io sono o come io sono l'Eterno, e non semplicemente come un ordine o un comando che esce dalla bocca di Dio e lui deve semplicemente seguire. Dio è personalmente coinvolto nell'azione di Mosè. Quando lui parla a Mosè, fa la chiamata, gli dice: Mosè, le grida che gli egiziani strappano ai figli di Israele sono arrivate fino a me. Quindi io ti sto chiamando un antefatto di dolore, di sofferenza che io ho visto, che è arrivato fino a me, e adesso io ti chiamo, gli sta annunciando queste cose, gli sta dicendo queste cose: sono Dio dei tuoi padri, di Abramo, di Isacco e Giacobbe, adesso arrivi tu, e adesso c'è una continuità da mettere in campo. Anche nella rivelazione tramite Mosè della legge il Signore si esprime. Questo viene espresso per esempio nella frase del Levitico 19:2, dove lui dice: siate santi perché io sono santo. Cioè lui si mostra modello, e possiamo vedere anche fin da queste parti, fin dall'inizio, la grazia e la misericordia di Dio, perché non è un Dio che pretende la perfezione dagli esseri umani. Lui sa chi siamo, ma si propone come modello, un modello che ci invita a migliorare giorno dopo giorno, un modello che ci invita a essere sempre di più simili a Lui. Questa stessa parola verrà ribadita poi dall'Apostolo Pietro, è scritta nella sua prima epistola, 1 Pietro 1,16. La nostra motivazione per vivere eticamente è quella di manifestare la presenza di Dio nella nostra vita, non semplicemente di conformarci a un sistema di regola. Quindi è qualcosa di vivente che è dentro di noi. L'etica è qualcosa che vivente, che manifesta Dio in noi.
È ovvio che per noi è un po' particolare quando leggiamo: non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. E ci sta a dire che il nostro corpo è una casa, ed è una casa che è abitata dalla terza persona della Trinità, come la identifichiamo noi. E pensate un po' alla parola di Gesù in Giovanni capitolo 17: da questo riconosceranno tutti che siete miei discepoli, se vi amate gli uni gli altri. C'è un'opera antecedente, l'incontro con Dio in Cristo, un'opera dentro il cristiano, un comportamento rinnovato, e a causa di questo comportamento rinnovato tra coloro che credono ci sarà un comportamento che sarà diciamo l'abitudine dei credenti, e che questo modello, questo modo di vivere diventerà una testimonianza per coloro che vedono. Il primo messaggio non abbiamo bisogno di andarlo a leggere, perché sono gli altri che lo leggono in noi. Come quando la scrittura ci dice di guardare i cieli, no? Guardare la natura, e là c'è un messaggio della natura. E noi invece siamo un messaggio che trasmette, rivela l'opera che Dio ha fatto in ognuno di noi. Dio si rende sempre invisibile. Dio si rivela come l'invisibile. La visualizzazione di Dio avviene attraverso il nostro comportamento e con la nostra etica, per questo ne parliamo. Nella misura in cui i non credenti non accetteranno l'ispirazione della Bibbia, avranno difficoltà ad accettare questo discorso che facciamo, perché abbiamo detto noi abbiamo questi due presupposti, e uno dei quali è che la scrittura per noi è la parola di Dio. Il secondo è che Dio stesso ci dice come Lui vuole che noi siamo. Il credente deve andare avanti vivendo la sua vita alla luce della parola di Dio, malgrado i malintesi da parte di non credenti o di coloro che si definiscono magari cristiani, ma che non sono convinti della infallibilità della Bibbia. Ci sono alcuni che si distinguono dicendo la Bibbia contiene la parola di Dio, oppure altri che dicono la Bibbia è la parola di Dio. Vedete, sono piccole differenze che si parla sempre di parola di Dio. Per qualcuno deve vedere nelle varie pagine dove c'è parola di Dio, per altri, presuppongo noi, la parola di Dio è ispirata, è parola di Dio. Quindi c'è una bella differenza. Ci sono tre affermazioni espresse nella Bibbia che parlano della natura del nostro Dio, e sono le seguenti: Dio è spirito, per chi sta scrivendo Giovanni 4,24, Dio è santo, prima Giovanni 1,5, e Dio è amore, prima Giovanni 4,8. Queste tre frasi descrivono gli aspetti basilari del carattere di Dio, e sono dette così, sono dette al verbo essere, e sono dette anche al verbo essere in greco presente, continuo, cioè Dio è santo, è sempre santo. Quindi sostantivi, predicato nominale, come spirito, santità, luce e amore. Questi esprimono gli aspetti essenziali della natura di Dio, da cui scaturiscono tutti gli altri attributi divini. Essendo spirito, Dio è una persona, perché l'essenza di una persona è spirituale, e Lui è autoesistente, eterno, immutabile, onnipresente, onnisciente, onnipotente, perfetto e infinito. Tutti questi attributi scaturiscono dal fatto che Dio è spirito. Poi, essendo santo, la parola santo normalmente significa appartato, consacrato, dedicato. Dio è totalmente giusto, puro e vero e maestoso. Essendo amore, Dio è anche misericordioso, accessibile, fedele e compassionevole. È straordinario il fatto che Dio si dichiara colui che è fedele, colui che ha dato una parola e la manterrà.
E addirittura c'è un posto in cui dice, beh, avrei voluto giurare per qualcuno, promettere per qualcuno, e alla fine dice, non ho trovato nessuno, allora giuro per me stesso, affermo questa parola e sarò io a realizzarla, a manifestarla, essendo fedele a me stesso. Questo ci parla, faccio una piccola parentesi. Quando noi parliamo di essere noi persone fedeli, la domanda è a chi siamo fedeli. Questa è etica. Siamo fedeli all'altro e quindi la nostra fede, se non siamo fedeli all'altro, mettiamo da parte Dio ovviamente, no? Agli altri come persone, l'altro va prima o poi, la sua umanità, che sarà una umanità con i suoi pregi e difetti, e la mia fedeltà posta sugli attributi e le caratteristiche dell'altro, prima o poi crollerà o comunque tremerà. La questione è di essere fedele a noi stessi per ciò che decidiamo nei confronti dell'altro. Questa fa la grande differenza. Facciamo un esempio: io sono fedele a mia moglie, non sono fedele a lei, sono fedele alla decisione mia di essere fedele a lei. E quindi indipendentemente dal suo carattere, indipendentemente se un giorno è più perfetto e un giorno meno perfetto, lasciatemi passare questa frase da nulla, ok? Sarò io che ho deciso di amare questa persona e io mantengo fedelmente questo mio proposito. Se io invece pongo la mia fedeltà su qualcuno, basta essere semplicemente umani, perché prima o poi ci sarà qualcosa che ti delude. È un concetto di fedeltà che è poco diffuso, ma lo vediamo da Dio. Dio non può prestare la sua fiducia a delle persone, perché siamo tutti quelli che siamo. Gesù dice a un certo punto: chi è senza peccato scagli la prima pietra, e se ne vanno tutti. Quindi è giusto per dire che l'umanità dell'altro ci può, possiamo dire, tradire, può anche non soddisfarci. Se siamo fedeli all'altro, la base è fragile, ma se decido io di essere fedele a un'amicizia o alla Chiesa o a Dio, allora quella decisione sarà mia e la porterò fino in fondo, perché è una questione di coerenza con me stesso. Non so se mi sono saputo spiegare. E nell'Apocalisse si parla sempre della figura di Cristo, che è il fedele e giusto. Ed è fedele perché lui ha mantenuto ha dato le promesse, le ha mantenute, e quindi ci ha dato tutto quello che lui ci ha dato attraverso la fedeltà a se stesso, e lui è il nostro modello anche. Il sacrificio di Gesù Cristo per i peccatori è l'espressione della convergenza tra la santità e l'amore di Dio. Dio è santo e dall'altra parte Dio è amore, e questi due aspetti hanno fatto in modo che la misericordia nella santità di Dio si fosse espressa nel sacrificio di Cristo, non per pagare niente a qualcuno, ma per stabilire la giustizia nei confronti di Dio. Il sacrificio di Gesù, ecco, solo nella morte del Dio incarnato, perfetto uomo, che prende su di sé il peccato del mondo, la santità e l'amore di Dio possono essere soddisfatti una volta per tutte. Praticamente quello che fa Gesù diventa il modello, il prototipo di ognuno di noi, e soprattutto il modello a cui noi dobbiamo tendere, ma lui stesso diventa colui che ci presenta a Dio attraverso di lui, per essere coloro che siamo degni della grazia di Dio. Di conseguenza l'etica cristiana prima di tutto deve essere spirituale, poi in modo da corrispondere alla natura di Dio, che è spirito. Secondo, deve anche essere santa. Ho detto pura. Quando noi usiamo la parola purezza andiamo dritti alle questioni di sessualità,
ho detto che puro significa senza macchia morale, quindi ha un significato molto ampio, e giusta, basata sulla verità della santità di Dio, e terzo, deve essere amorevole, motivata dalla misericordia di Dio che muore al posto dei peccatori. Ed è Gesù stesso che ci dice, visto che noi siamo al beneficio della misericordia di Dio, siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro che è nei cieli. Se veramente sappiamo, crediamo, integriamo e riusciamo a pensare dentro di noi che siamo salvati per grazia attraverso la sua misericordia, Gesù stesso ci dice di imparare da Dio, siate misericordiosi come misericordiosi il Padre vostro che è nei cieli. Quindi vedete, abbiamo un modello e Dio mostra la sua misericordia. Lo scopo dell'etica dovrebbe essere quello di vivere questa santità nell'amore, mirando sempre al beneficio delle persone che sono l'oggetto dell'amore di Dio, mirando sempre al loro bene. Questo dovrebbe essere il presupposto fondamentale. L'aspetto della santità di Dio esige giustizia e di conseguenza a volte anche sanzione. Per questo c'è bisogno della grazia, perché nessuno di noi può comparire giusto davanti a Dio se non in Cristo. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, che è il nostro Salvatore. In etica cristiana un'etica cristiana non può ignorare le conseguenze dell'ingiustizia in un universo morale creato da un Dio santo. Altrimenti è soltanto una burla. Abbiamo bisogno di sapere che cos'è la santità, che cos'è la perfezione, in modo che noi possiamo incanalarci nella strada. Difatti Gesù ha detto: io sono la via. Laddove noi non possiamo trovare un senso alle cose, Lui è la via per noi. Però non si deve mai perdere di vista lo scopo benevolo di questo Dio d'amore, come appena detto, questo Dio che sacrifica se stesso per salvare l'uomo. L'etica esiste allo scopo di favorire il fare bene. Per questo abbiamo bisogno di capire la grazia di Dio, perché l'etica di questo Dio è il comportamento che ci chiede. E dice che il comandamento di Dio non è oneroso. Gesù ha detto di prendere il giogo suo su di noi, che è un giogo dolce e un carico leggero. Quindi ce la possiamo fare se entriamo nella pista del Signore, nel cammino suo. Quindi l'etica esiste allo scopo di favorire il fare del bene e non allo scopo di condannare. Quando vedete delle persone che non fanno altro che sparare sentenze, sono lontane dalle misericordie di Dio. Questo non significa che il peccato non sia peccato, che un'ingiustizia non sia ingiustizia. Questo significa avere chiarezza, ma laddove è importante che entri in campo la grazia e la misericordia, che sia la benvenuta. Dio ha mandato il suo figliolo nel mondo per salvare e non per condannare. Giovanni 3,17 dice: il mondo è già condannato. L'unica possibilità che abbiamo è di uscire. È come quando entriamo in autostrada, siamo in autostrada, possiamo muoverci come vogliamo da una corsia all'altra, però l'unica possibilità che abbiamo se siamo in autostrada è quella di uscire. Visto che siamo nel corso della vita, siamo in questa autostrada, l'unica possibilità che abbiamo è di uscire da questo stile di vita per andare verso la vita eterna in Cristo. Un'etica giusta avrà come scopo finale quello di fare da guida affinché l'uomo, le donne, faccia del bene. Questo è l'obiettivo. L'etica per il bene. Non dico altro perché lo diremo più avanti. Sarà mossa questa etica da una motivazione buona. Sarà dunque diversa da un'etica legalistica che non fa altro che condannare. Sarà un'etica redentiva
che va incontro al peccatore per guidarlo nella giustizia e nell'amore di Dio. Fatta questa premessa, vediamo un po' la rivelazione dell'etica biblica attraverso la Bibbia stessa. Uno studio dell'etica basata sui dati biblici, che include una visione panoramica della rivelazione, fa notare certe differenze fra un'epoca e l'altra. Quindi quando noi guardiamo l'epoca storica contenuta nella Bibbia, ci accorgiamo che a secondo delle epoche ci sono state delle cose che sono state fatte, realizzate, quindi l'etica di un'epoca. Quindi attraverso la storia biblica si distinguono delle tappe nella rivelazione dell'etica, fermo restando che la morale biblica assoluta, cioè la base, Dio è immutabile, no? Occorre spiegare, però l'epoca è cambiata, come anche noi viviamo oggi in un modo diverso, o veniamo in chiesa, siamo disposti, seduti, io faccio questi esempi un po' per capirci, ma ci sono anche altre cose, proprio perché l'epoca è cambiata. C'era il momento in cui nessuna donna sorella si sedeva vicino a un uomo, che se erano sposati o non sposati non esisteva. Adesso per noi è così normale che se arriva in chiesa ci si siede tranquillamente dove c'è posto. È cambiato Dio? È cambiata la Bibbia? No, sono cambiati i tempi e sono cambiati anche gli atteggiamenti di apertura agli uni degli altri e anche del rispetto agli uni degli altri. Siccome Dio amministra il suo creato in modi diversi attraverso i secoli, non ci sorprende che se alcuni aspetti dell'etica o della morale varino col passare di un tipo di amministrazione a un altro, si riconosce una distinzione fra due principi, in particolare principi rivelatori e principi regolatori. Quindi qualcosa che rivela e qualcosa che regola. I principi rivelatori sono permanenti, cioè validi per tutte le epoche e in tutta la Bibbia troviamo questi principi. Sono come quel filo rosso che inizia dall'inizio della Bibbia fino alla fine. Che vi posso dire? La pluralità di Dio, cioè dall'inizio alla fine. La pluralità anche dell'essere umano, la diversità, l'unione della diversità, inizia da Genesi e si trova fino all'Apocalisse. E vidi un popolo di tutte le tribù, di tutte le nazioni, c'erano tutti, anche le donne. Perché molte volte leggono come se le donne non ci sono. Quando si legge, a volte mi tocca sottolinearlo quando si legge, noi siamo una generazione santa, un real sacerdozio, un popolo che Dio si è acquistato, e faccio la domanda, le donne ci sono pure? Perché sembra che non ci siano, sì, le donne ci sono pure. Questa è etica. Allora, i principi regolatori invece sono temporanei perché regolano, cioè specificano e esplicitano il principio rivelatore in quell'epoca e in quel momento, grazie, e sono validi per un dato periodo perché adatti a quella data epoca. Sono dei principi buoni, ma che al di fuori di quella epoca non hanno più la loro validità. Vediamo Israele che c'è un momento di patriarcati, poi c'è un momento di teocrazia, si parla nel libro dei giudici, poi di monarchia, poi il popolo perde addirittura il proprio territorio, la propria nazione, la propria identità, quindi sono tutti momenti in cui i principi rivelatori che rivelano Dio rimangono inalterati e perenni, ma tutto il resto si adatta a quello che si può fare, a quello che può essere, vissuto in quel tempo.
Vediamo un attimo prima della legge di Mosè. Prima della caduta, Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden non avevano nessuna norma di condotta, avevano un rapporto aperto con il loro Dio, con un solo divieto. Essendo innocenti non avevano bisogno di regole o limiti, non esisteva neanche il concetto dell'etica, del bene e del male, finché loro appunto non hanno acceduto alla conoscenza del bene e del male. Dopo la caduta, invece, non solo avevano, allora a proposito di caduta, siccome c'è sempre il dente avvelenato contro Eva, va bene? In Romani 5,14 sta scritto così: eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè. Non dice da Eva fino a tutti quelli, da Adamo fino a Mosè. La solidarietà umana è totale degli uni con gli altri. Dopo la caduta invece non solo avevano la conoscenza del bene e del male, ma erano caduti in uno stato di errore, di peccato acquisito per loro. Poi sarà, diciamo, innato per tutti quelli che vengono dopo. Loro lo scoprono, lo vivono, poi ce l'hanno addosso se vogliamo dire, ma tutti gli altri verranno di quella marca, dice Gaetano. Quindi come conseguenza della loro disubbidienza avevano bisogno di una guida morale, la conoscenza del bene e del male, che sarebbe stata la coscienza, dava loro già delle norme di condotta, ma abbiamo visto che la coscienza molte volte non è sufficiente. Come Adamo ed Eva, tutti gli esseri umani nati dopo di loro si sarebbero dovuti comportare secondo il loro senso del bene e del male, secondo la loro coscienza, ma come vediamo non sarà così. E il secondo momento che arriva nella storia biblica è il diluvio. Dio cambia di nuovo amministrazione del suo creato. L'uomo aveva dimostrato che la sola coscienza non era sufficiente come guida morale per evitare l'ingiustizia. L'uomo aveva bisogno di un controllo esterno o di una guida esterna. Dio mette l'uomo sotto l'autorità di un governo umano che aveva persino la responsabilità o anche il dovere di infliggere la pena di morte. L'uomo dunque ha un punto di riferimento da quel momento in poi morale al di fuori di sé. Quindi vedete un po' il cammino. Prima c'è, come per dire, il fai da te, fai in funzione della coscienza, poi c'è invece qualcuno che è al di fuori che ti dirige e poi quando questo sistema morale fallisce con la costruzione della Torre di Babele, vi ricordate? È Dio stesso che scende per bloccare, fermare quello che stavano facendo, si capisce che l'uomo organizzato sotto un governo guidato da altri esseri umani fallaci, peccatori, finisce per ribellarsi contro Dio a livello nazionale. Il governo non funziona infallibilmente come strumento di Dio, anzi, a causa del peccato potrebbe servire come mezzo mediante il quale gli esseri umani, organizzati e coordinati da un capo, finiscono per coalizzarsi, per ribellarsi contro Dio. E invece di impedire il peccato o il disordine, diventerà un governo che invece può servire o favorire la rivolta contro Dio. Noi vediamo sotto i nostri occhi la nostra nazione che dovrebbe essere, che è, con qualche virgoletta, la culla del cristianesimo. Eppure, quello che succede in Italia è come se nega quello che veramente dovrebbe essere l'Italia. Con un Vaticano qui e con tutte le altre chiese, l'Italia dovrebbe essere il meglio che si potrebbe avere, e invece non è così. Poi, dopo queste epoche descritte, segue un'epoca in cui l'uomo si organizza socialmente sotto i patriarchi, ovvero dei capifamiglia. Il legame o il rapporto fra Dio e l'uomo è quindi
L'influenza morale e spirituale del Signore si esercita attraverso i patriarchi che rappresentano le loro famiglie. Se vi potete immaginare un triangolo, per chi scrive ve lo potete fare, al centro c'è la famiglia e poi c'è Dio e c'è un territorio e un popolo d'appartenenza. E il contatto fra Dio, il popolo d'appartenenza e il territorio dove si trovano e la famiglia stessa che rappresenta Dio sulla faccia della terra. Si nota in modo particolare la famiglia e la discendenza di Abramo come quella più documentata. Da Genesi 12 abbiamo, 12, la chiamata di Abramo, ma c'è da dire che la famiglia di Giobbe che esercita in modo specifico il ruolo sacerdotale di patriarca. E noi abbiamo dalla storia di Abramo, che diventa un po' diciamo l'aspetto globale storico, nella spiritualità abbiamo invece l'esempio di Giobbe come un padre di famiglia che esercita la propria spiritualità. Dobbiamo sapere che il libro di Giobbe è il più antico della Bibbia e parla della stessa epoca dei patriarchi della Bibbia. Quindi se dovessimo mettere a livello cronologico abbiamo i primi capitoli della Bibbia e Giobbe, poi c'è tutto il resto. Così le amministrazioni successive di Dio in rapporto al suo creato sono in conformità alla risposta oppure alla condotta umana e in particolare alla sua ribellione contro il suo creatore. Notiamo principi morali temporanei, ma anche principi morali immutabili. Una visione panoramica di queste epoche evidenzia la differenza fra principi etici rivelatori, come abbiamo detto, e principi etici regolatori. E quello, come ho detto poco fa, è il rapporto che si ha con Dio che manifesta e dà testimonianza delle condizioni di un popolo, che era un popolo patriarcale, e per questo motivo in Genesi 12 viene scelto Abramo e gli dice, viene data la promessa che in lui sarebbero state benedette tutte le famiglie, le etnie della terra. Arriviamo alla legge di Mosè, quindi abbiamo fatto un po' di excursus. Con Mosè e la legge di Mosè entriamo in una nuova fase, una amministrazione divina più diretta nel suo carattere. Il carattere di Dio rimane lo stesso, ma la morale, quindi l'etica in sé, la distinzione fra il bene e il male, diventa molto dettagliata, perché i comandamenti che Dio dà attraverso di Mosè all'inizio sono 10 parole, ma poi queste parole vengono spiegate successivamente, come vi ho detto l'altra volta, a partire dal libro dell'Esodo e anche nel libro dei Numeri e anche nel libro del Deuteronomio. Per la prima volta, da quello che sappiamo, viene codificata questa legge. Si parla per la prima volta di legge e come ho spiegato qualche altra volta, lo dico anche per le registrazioni, per chi ci segue, la parola Torah non significa legge come la intendiamo noi. Perché noi appena sentiamo la parola legge ci viene da rigettare tutto. La parola Torah significa istruzione e soprattutto, siccome anche viene dal termine dell'esercizio del tiro con l'arco, e siccome peccato significa sbagliare l'obiettivo, quindi la Torah sono le istruzioni per non peccare, per non sbagliare il bersaglio, le istruzioni che Dio dà per centrare il bersaglio. Va bene così? Quindi ogni volta che sentite legge, cambiatelo nella vostra mente, perché già solo a sentire legge, io quando sentivo legge già mi ribellavo dentro di me, perché già legge era legge. E penso che tutti quanti abbiamo sofferto con qualche legge, almeno per quello che mi concerne, a causa di certe leggi ho sofferto tanto. Quindi per me la parola legge è associata anche a sofferenza. Ma quando studiando l'ebraico e anche
la Bibbia è l'istruzione per non mancare il bersaglio, devo dire l'istruzione per non peccare, l'istruzione per centrare gli obiettivi. Va bene? L'importanza di questo nuovo sviluppo si vede dal fatto che la Torah, la legge di Mosè, e i primi 5 libri quindi della Bibbia, esercitano per tutto l'Antico Testamento il loro ruolo di autorità e precisano un'etica data da Dio. È vero che noi abbiamo la legge, i profeti e gli scritti come canone ebraico, ma i profeti e gli scritti hanno come base la Torah, hanno come base tutto ciò che è l'istruzione fondamentale per vivere bene. Quindi per oggi al posto di legge useremo altre parole che ci fanno sentire un'altra passione per il testo biblico. Questo rapporto fra Dio e il suo popolo si chiama comunemente teocrazia, perché è Dio che governa in modo diretto la nazione di Israele. Spiega il motivo per cui molti elementi di quella legge non sono più in vigore oggigiorno, perché sono dei dettagli e delle regole, quindi nei principi regolatori, quindi non uccidere rimane, ma in tanti dettagli che vengono poi espressi dal capitolo 20 dell'Esodo in poi, proprio per dettagliare il non uccidere, oggi non vengono più seguiti perché abbiamo un apparato di magistratura nazionale, perché c'è una legge nazionale e tante cose non si fanno più. Cioè, forse a qualcun altro vorrebbe pure lapidarlo, ma non capita più, meno male. Se no, immaginate ogni domenica qualcuna qua a lapidarla, perché sono sempre le donne a dover lapidare, a essere lapidate. Cioè, il gusto è sempre quello, insomma. Quindi meno male che un po' di cose sono cambiate, che non si esercitano più, quindi le pietre rimangono dove sono, nei muretti, va bene? O per asfaltare. Quindi tutto questo spiega il motivo per cui molti elementi di quella legge, ho detto, non sono più in vigore oggigiorno, perché Dio non regna più in modo diretto su tutti, come era in quell'epoca, su tutti gli aspetti della vita umana. Noi non viviamo più in una teocrazia, addirittura Ebrei 2,8 dice il padre ha messo tutto sotto i piedi, sotto lo sgabello del figlio, anche se adesso non lo vediamo, non lo percepiamo fino in fondo. Fra l'altro, questo fatto rende i principi rivelatori adattabili alle varie forme di governo che esistono nel mondo odierno. Quando si parla in Romani che c'era, grazie, quando si parla in Romani che c'era il magistrato non porta in vano la spada, c'è una ragione, la spada era per eseguire la pena di morte, ma noi oggi viviamo in uno stato che la pena di morte non è più esercitata. Non so se hanno abrogato la legge, ma comunque la pena di morte non si esercita più, nemmeno l'ergastolo, quindi sono cambiate tante cose. Darai vita per vita non c'è più. La legge data a Mosè di solito è vista sotto 3 aspetti: i 10 comandamenti, Esodo 20 e anche Deuteronomio 5, le leggi civili, da Esodo per esempio 21 a 23, e poi i dettagli che riguardano la vita religiosa espressi nei capitoli 25 a 40 di Esodo, ma anche e in particolare nel libro del Levitico. Il culto di Israele e il libro del Levitico tratta i riti, scusate ho saltato un rigo, i capitoli 25 a 40 dell'Esodo descrivono in modo dettagliato il tabernacolo, centro del culto di Israele, e il libro del Levitico tratta invece i riti, i tipi di sacrifici e le feste religiose che Israele doveva osservare. Vado avanti un po' e poi facciamo la pausa, va bene? Spesso allora si riassumono
in tre parole, gli aspetti morali, civili e religiosi. Quindi tutto quello che è contenuto nella Torah, quindi nella legge, ci dà gli aspetti morali, civili e religiosi di questo Dio che li esprime al popolo di Israele. Ma c'è da dire una cosa, che questi tre aspetti sono intrecciati, pur essendo riconoscibili, sono mescolati e anche indivisibili, giusto per complicarci la vita, perché non è qualcosa di leggi elencate e poi c'è questo. Noi vediamo, non so, i 10 comandamenti elencati che sono dentro una storia che è la storia di Israele. Poi c'è un'altra parte spiegata e c'è ancora un'altra parte della storia di Israele. Quindi sono storia nella storia, sono come si dice, documenti nella storia. Quindi troviamo mescolati, ad esempio, in Esodo 23, dal 10 al 13, che in teoria fa parte della legislazione civile, regole che riguardano il sabato, che invece riguarda la religiosità. Quindi un aspetto piuttosto religioso. Nel Levitico, che dovrebbe trattare puramente l'aspetto religioso, troviamo un principio morale basilare. Ama il tuo prossimo come te stesso. È come per dire, come se usciamo un attimo dal luogo, dall'argomento, e c'è pure quello. Però siccome sappiamo che c'è anche ama il Signore Dio tuo, vedete come sono collegati, e quindi il Signore, come per dire, vi do la frase completa, ecco, vi do il comandamento completo, non ci tolgo niente, però, e quindi giusto per poterlo mantenere nella propria mente. Secondo Gesù, ami il prossimo tuo come te stesso, è il secondo comandamento, se parliamo di Matteo 22, 38, ed è la chiave della condotta morale che governa i rapporti tra le persone. Il capitolo 18 del Levitico parla in modo dettagliato delle perversioni sessuali, che con la religiosità non ci incollano niente, insomma, che sono un'abominazione agli occhi di Dio. Il capitolo seguente riassume la condotta morale in generale con le parole: siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Levitico 19:2. Nel resto del capitolo leggiamo dei doveri religiosi intrecciati con i doveri morali. Vedete come non ci sono come si può dire, non c'è un vestito senza monaco, non c'è un vestito, questo è il vestito, e poi la persona è a sé stante, tutto è intrecciato. C'è l'ortodossia e l'ortoprassia. L'ortodossia sarebbe la fedeltà ai pensieri e diciamo coerentemente a questo c'è l'ortoprassia, cioè la fedeltà nel fare. Come sono fedele con i miei pensieri, come obbedisco a Dio con i miei pensieri, obbedisco a Dio anche nella mia pratica, cioè è tutto vivente, se vogliamo dire. Non è un codice della strada che è lì e finché non lo integriamo, insomma, ci sono delle difficoltà. E quello che il Signore vede è che la regola, la legge, l'istruzione che ci dà va vissuta, se no non ha significato, è una lettera morta. Per esempio Gesù in Matteo capitolo 5 afferma di essere venuto non per abolire la legge e i profeti, ma per portarli a compimento. In seguito espone dei principi morali. Capitolo 5, versetto 21, si parla del quando tu dirai al prossimo, al tuo fratello, quella parolaccia lì che significa non esisti. Oppure 5,27 che riguarda colui che guarda una donna per concupirla. Quindi. Ma anche parlerà degli aspetti civili quando si parla in 5,31 del ripudio della moglie e il 5,38 dove si parla occhio per occhio e dente per dente. Vedete come queste regole sono tutte intrecciate perché la mia spiritualità si esprime nelle mie azioni. Io mi ricordo quando, guardando dei politici,
in Italia, non c'è bisogno nemmeno di fare nomi, praticamente una cosa era essere al Parlamento, rivestire quel ruolo, e poi una cosa è essere nella propria vita civile, dove si poteva fare tutto quello che si voleva. Invece andate negli Stati Uniti o in altri stati dove se uno si comporta male, praticamente già viene attaccato come una persona che non è un modello da presentarsi alla società. E questo fa parte anche della nostra religione, perché si è Santa la domenica e lunedì quello che si può o come si vuole. Invece il Signore desidera che chi siamo lo Shabbat o la domenica, siamo pure tutti gli altri giorni. Quindi spesso non vediamo la distinzione fra questi elementi che abbiamo detto, che ci vengono proposti come aspetti morali, civili e religiosi. Non è il modo migliore, scusate, perciò una distinzione fra questi tre aspetti è arbitraria e crea confusione. Cioè, se noi vogliamo proprio distinguere tutte le parole che ci vengono dette, i comandamenti, secondo queste tre categorie, smantelliamo praticamente quello che è il messaggio diretto di vivere i comandamenti di Dio nella nostra vita. Per esempio Giacomo 2,10 considera che tutta la legge è una unità, è una sola legislazione che tocca e incide su ogni aspetto della vita delle persone sotto la guida, in quel caso era di Mosè, e sul resto dell'Antico Testamento. Ci fermiamo qua e ci prendiamo, sono le 9 meno qualche minuto, ricominciamo alle 9:15, va bene? O 9:10, come volete? Ricominciamo 9:15, va bene?
Allora, ripartiamo. Stiamo parlando della legge di Mosè e delle particolarità che c'ha. Un'altra caratteristica della legge di Mosè è l'enfasi su un codice di leggi, non sui principi morali generali, ma un codice preciso, i 10 comandamenti, che includono dei doveri verso Dio e verso le persone e precisano delle norme in tutti i tipi di doveri. Per esempio, Levitico 19-18 dà anche un principio morale, ma a parte questi punti, come abbiamo detto, che di tanto in tanto è come se si intrecciano i vari principi, in generale il resto della rivelazione data da Mosè consiste in regole che precisano esattamente come vivere le norme. Tu farai questo, se farai così, farai colà, se devi mangiare così e quindi ci sono addirittura le norme igieniche specificatamente, insomma, precisa in modo dettagliato soprattutto le leggi civili e i riti e i doveri religiosi. Precisa anche la pena che viene data per ogni trasgressione. È proprio un codice legale. Anche i 10 comandamenti, anche i 10 comandamenti e il dovere di amare il prossimo sono dati in termini appunto di comandamenti e di ordini. Cioè, non è un optional, tu devi amare il tuo prossimo come tu devi amare Dio, è un comandamento. Sono per esempio in contrapposizione alle beatitudini di Gesù che, pur essendo dei doveri morali, sono espressi in termini di benedizioni e non di obblighi. Cioè Gesù quello che motiva è il desiderio della persona, è il piacere della persona nel prendere il diletto nell'Eterno. Ricordate il Salmo, prendi il tuo diletto nell'Eterno, prendi la tua gioia nell'Eterno. Cioè il fatto di seguire Dio non perché c'è un comandamento secco, nudo e crudo, ma dice beati, cioè vuoi andare incontro a una benedizione, a qualcosa che ti fa bene per te stesso, quindi segui questa pista, fai questo. È diverso dal un comandamento, punto e basta. Analizzando i 10 comandamenti, che poi in ebraico sono gli Asherot Hadevarot, cioè le 10 parole, notiamo che vengono presentati in ordine graduato. Questo è un principio che dovete mantenere in mente, perché molte volte noi, se rubi una caramella e rubi 1.000.000 di euro, alcuni osano dire che davanti a Dio è la stessa cosa. E secondo me, dicendo così, è un Dio senza cervello. 1.000.000 di euro non sono una caramella. Sono 2 trasgressioni, va bene, ma non è lo stesso valore. Quindi, ripeto, analizzando i 10 comandamenti, notiamo che vengono presentati in modo graduato. I primi 4 comandamenti riguardano i doveri verso Dio, gli ultimi 6 riguardano quelli verso le persone. Se li osserviamo più da vicino, anche i primi 4 sono graduati. Quindi c'è una graduazione dal primo al 10. I primi 4 sono riferiti a Dio, ma anche questi 4 sono graduati e gli altri 6 che riguardano le relazioni e il comportamento tra le persone sono anche loro graduati. Se li osserviamo, quindi anche i primi 4 sono in ordine graduato. Il primo afferma l'unicità di Dio, il secondo il modo unico di adorarlo senza nessuna raffigurazione materiale. Terzo, dice di non nominare il suo nome in vano. Quarto, ordina l'istituzione del sabato. Come vedete, primo, esiste Dio. Secondo comandamento, adoralo. Terzo, non usare il nome di Dio in vano. Quarto, c'è un giorno che puoi dedicare a questo. Vedete la gradualità? Quindi chiaramente il primo ha più valore del quarto. E gli altri 6 comandamenti sono anch'essi in ordine graduato.
si inizia con la famiglia, noi genitori, con il rapporto fra genitori e figli. Non è l'individuo, ma è la famiglia che è alla base della società. Ve l'ho detto poco fa con quel triangolo dove al centro c'è la famiglia e poi c'è Dio, un popolo e un territorio. Questo stesso triangolo l'abbiamo fatto quando abbiamo fatto il corso di relazione d'aiuto, e che c'è sempre Dio, ma al centro c'è Gesù Cristo, c'è un popolo a cui si appartiene che è la Chiesa, e c'è anche un territorio che avremo nuovi cieli e nuova terra. E nella relazione pratica a questo triangolo dove al centro c'è Gesù Cristo, per noi in modo pratico c'è lo Spirito Santo che ci collega a Dio, che ci porta le promesse per il regno dei cieli e che dall'altra parte ci fa avere comunione con i santi. Va bene Giovanni? Se no dobbiamo ripassare la quinta lezione, eh? Occhio. Quindi si parla con la famiglia, poi passando ai comandamenti che riguardano gli individui, quindi prima della pluralità, poi l'individuo. Notiamo che anche qui c'è una graduatoria in ordine di importanza. Si parla di non uccidere, quindi la graduatoria è omicidio, adulterio, rapina, bugie, e quindi è il fatto di concupire. L'ultimo comandamento è ancora meno grave perché si riferisce all'atteggiamento interiore verso le altre persone o le cose, e quindi non incide, diciamo, in modo significativo tra le persone, visto che si tratta di un problema interiore, ma che non viene, come si dice, nascosto. Perciò i 10 comandamenti stessi illustrano il principio di una morale graduata o norme graduate. Quindi se vi dovesse capitare qualcuno che livella tutto, se ha voglia di parlare lasciatelo parlare, ma sappiate che c'è una graduatoria. I primi 4, i doveri verso Dio, prevalgono sugli altri 6 e tutti e 10 sono elencati in modo graduato. Questa graduatoria è rinforzata in seguito dalle pene previste e appropriate per ognuna delle infrazioni. Ci sono delle leggi che se vengono disattese c'è la pena di morte, e ci sono altre che invece dice: ha rubato questo, restituiscigli quello che gli devi dare. Bisogna aggiungere che queste norme erano da precisarsi, quindi il fatto che la parola uccidere debba essere definita meglio indica che ha un significato più preciso. Ai tempi di Mosè la pena di morte applicata a una persona per aver infranto delle leggi non era considerato un omicidio. A dire il vero nemmeno ora, ma comunque, però adesso le cose cambiano. Piuttosto era vista come un atto di giustizia. La pena di morte veniva applicata anche a chi violava il sabato, Esodo 35,2, e a chi malediceva suo padre e sua madre, Levitico 20, versetto 9. Si può pensare che nel secondo caso il maledire era un modo di pronunciare il nome di Dio in vano, perché i genitori venivano considerati come i rappresentanti di Dio all'interno della famiglia, coloro che esercitavano la spiritualità all'interno della famiglia. I combattimenti e persino lo sterminio di un popolo non erano considerati una violazione del sesto comandamento. Oggi invece ci sono delle leggi e delle regole di non aggressione. Oggigiorno distinguiamo fra omicidio colposo, omicidio di secondo grado, doloso di primo, insomma, e secondo grado e così via. Ciò vuol dire che la parola uccidere comprende gradi diversi di omicidio, anche oggi, alcuni dei quali anche oggi si giustificano con un esempio, quello che una volta era, cioè la distinzione che per esempio si fa per uccidere per legittima difesa. Si noti che anche la pena per i vari reati nella legge di Mosè era graduata, e la frase occhio per occhio, dente per dente, non è per creare delle mutilazioni alle persone,
ma è un modo metaforico per dire a secondo del danno che farai devi dare un risarcimento proporzionale e giusto e corretto. Difatti in Israele nessuno venne mai amputato di un arto o venne applicata mai questa legge dal punto di vista fisico come invece lo fanno i musulmani. Ma era proprio per dire la proporzionalità del danno e il risarcimento adeguato e giusto per il danno che si era arrecato. Quindi anche qui c'è un aspetto graduato della legge di Mosè. Quello che viene chiamato oggi è il principio di proporzionalità. Possiamo dire quindi, nel riassumere la legge di Mosè, che essa era indivisibile, era graduata, era da precisare ed esigeva una punizione altrettanto graduata corrispondente alla gravità della trasgressione. Penso che ci siamo fin qua, ok? Vediamo la legge di Mosè alla luce di Cristo. Cosa cambia, cosa c'è che sarà diverso. Notiamo subito che Gesù non è venuto per abolire la legge e i profeti, ma per portarli a compimento. Matteo 5,17. Gesù ha potuto portare a compimento la legge e i profeti in 3 modi. Prima di tutto ha potuto approfondire il senso e il significato della legge con il suo insegnamento. Vi è stato detto questo, ma io vi dico. Mosè vi ha detto, ma io vi dico, no? Poi ha potuto vivere perfettamente secondo la legge, perché tutti siamo stati trasgressori della legge. E terzo, quindi la legge e i profeti sono stati vissuti pienamente da Cristo. E poi terzo, ha potuto anche portare a compimento la legge morendo al nostro posto, soddisfacendo tutte le esigenze della legge, della santità di Dio, della giustizia di Dio, in un atto solo e una volta per tutte. È come giustamente vi spiega l'Epistola agli Ebrei, noi abbiamo l'accesso a Dio, l'accesso al cielo, capitolo 10, proprio per mezzo di Gesù Cristo. Lui che ha squarciato quella cortina e ci ha permesso di avere l'ingresso libero di presentarci a Dio 3 volte santo in un modo diretto attraverso l'opera di Gesù Cristo. Come esempio di apprendimento dell'insegnamento citiamo Matteo 5,17. Qui Cristo non solo corregge le frasi e gli insegnamenti aggiunti dai farisei, voi avete udito che fu detto, ma io vi dico, che ne distorcevano il senso, ma spiega anche il significato profondo di ognuno di questi comandamenti. E così pure anche in Marco 7,15, quando Gesù dice, non c'è nulla fuori dall'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Stiamo parlando nel senso spirituale. Sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. Quindi se c'è del veleno, se vogliamo dire a livello di pensiero, è quel veleno che intossica te e gli altri, ma quello che prendi come cibo per mangiare no. Gesù non contraddice le leggi mosaiche che ordinavano l'obbedienza alle prescrizioni ritualistiche date da Dio, ma indica invece dove è la fonte del peccato. Cioè, le regole le puoi fare, ma la fonte del peccato è il cuore dell'uomo. Gesù ha molto da dire sull'insegnamento del sabato. In Matteo 12, 1-8, egli mette in evidenza l'ipocrisia dei farisei. Mi pare che l'ho detto l'altra volta, che è un'abitudine dei religiosi dell'epoca di Gesù è che per paura di trasgredire un comandamento, allora mettevano tanti precomandamenti. Quindi in modo tale che se tu osservi tutti questi precomandamenti, quindi come se fosse una prevenzione, automaticamente non trasgredirai il comandamento vero.
Quindi se il comandamento, che ne so, era questa penna, noi la avvolgiamo con tanti precomandamenti in modo tale che così saremo lontani dal trasgredire. Poi ce ne mettiamo, non si sa mai, ce ne mettiamo un altro e poi non si sa mai, ce ne aggiungiamo ancora altro. E Gesù li condannano in Matteo 23 perché dice, prima di tutto, non ubbidite al comandamento e poi avete legato sulle spalle delle persone tante di quelle, come si dice, pene da pagare o comandamenti ingiusti che praticamente alla fine non si ubbidisce né il comandamento e le persone soffrono lo stesso. Vi ricordate che facevamo l'esempio che dicevano questi farisei, se tu puoi fare una cosa, in cambio di aiutare i tuoi genitori, perché all'epoca non c'era la pensione, i soldi che dovresti dare ai tuoi genitori li dai al Tempio e così hai assolto il dovere. Vedete a che tipo di perversione erano arrivati. Quindi loro in questo modo si prendevano i soldi, le persone si scaricavano delle loro responsabilità e le persone anziane morivano in mezzo ai pidocchi. E beh, ci sono ancora oggi, c'erano pure all'epoca. O come? Morivano di morte di fame? Oppure cominciavano a chiedere l'elemosina. Quale strade c'erano? Se era una giovane donna andava a finire alla prostituzione, se era un giovane uomo andava a finire in schiavitù. Cosa c'era? Cioè giovane, un anziano giovane, non un giovane, stiamo parlando di quello. Quindi va bene. Quindi i farisei, egli mette in evidenza l'ipocrisia dei farisei perché lo avevano attaccato, per chi sta scrivendo può vedere anche Giovanni 5, 16, 17, perché i suoi discepoli avevano strappato delle spighe strada facendo per mangiarle e così facendo avevano violato il sabato. Gesù risponde citando l'esempio di Davide, che nella Bibbia non fu mai condannato, che con i suoi uomini, mentre stava facendo una battaglia, avevano fame, avevano mangiato il pane di presentazione nella casa di Dio, che per regola non si doveva toccare. Invece Davide era morto di fame e quindi vediamo che qui c'è anche una gradualità, cioè la vita vale al di sopra di ogni cosa. E quindi sì, pani consacrati, va bene, ma quelli stanno veramente morendo, stanno lottando per il benessere del popolo, del paese. Quindi è necessario che questo pane possa nutrire questi uomini che sono in pericolo di vita e anche stanno lottando per il bene del popolo. Il punto di Gesù è che la necessità umana, il bisogno delle persone prevalgono su ciò che è illecito secondo le regole religiose. Un po' quello che ho detto adesso. Poi fa notare che i sacerdoti stessi, che criticavano Gesù in questo che diceva, loro lavorano, e viene detto, il sabato nel tabernacolo obbedendo alle istruzioni divine, compiendo atti religiosi comandati da Dio. Preparare un sacrificio non è che era una giocata a carte. Immaginate un vitello che doveva essere preparato per un sacrificio, oppure non so, un agnello, mica una roba da nulla. Quello sì che è lavoro. E Gesù gli dice, ma come, voi lavorate e poi adesso condannate questi qua che hanno preso un po' di spighe per mangiarle. Ecco. E difatti viene detto che i primi a trasgredire il sabato sono proprio i sacerdoti che sono al servizio di Dio. Quindi ambedue questi casi presentano il conflitto fra il dovere religioso comandato da Dio e un altro comandamento dato anch'esso da Dio. Quindi è quello che noi abbiamo chiamato il paradosso, che sono due affermazioni contraddittorie, opposte, che vengono dalla stessa fonte e servono allo stesso obiettivo. Il sacerdote serve Dio, ma lavora.
Il sabato non si lavora, ma il sacerdote lavora per servire Dio. Cosa è vero? Cosa dobbiamo fare? E bisogna mettere insieme tutte e due le parti di questo paradosso proprio per poter andare avanti. Che l'etica sia per il bene dell'uomo, anche della donna, non semplicemente un insieme di norme di condotta inflessibile, è chiaro dalla frase di Matteo 2,27, che abbiamo bisogno veramente di metterla nella nostra testa per aiutarci ad avere un equilibrio in ciò che facciamo come persone. Lui dice, Gesù, così, in Matteo 2,27, il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Questa è la centralità della persona. La centralità della persona è espressa nella Bibbia, già nell'Antico Testamento. Vediamo la centralità della persona e soprattutto del sé quando ami il Signore Dio tuo con tutta la tua mente e il prossimo come ami te stesso. E qua viene detto il sabato è stato fatto per l'uomo, cioè il sabato è al servizio dell'uomo e non l'uomo per il sabato. Non è l'uomo al servizio del sabato. Questo mette la centralità della persona umana sempre e in ogni cosa. In fin dei conti Gesù non è che è venuto a morire per le garilline o per altre cose, è venuto a morire per l'essere umano perché ha messo la persona umana al centro. È Dio che ha messo la persona al centro. Il Dio ha tanto amato il mondo, si intende come umanità, che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Non avete mai sentito che noi ci dobbiamo negare a noi stessi? Non avete mai sentito dire che se siamo cristiani dobbiamo rinnegare noi stessi? E nell'atto pratico è praticamente calpestarsi da soli, negarsi la propria esistenza. E come ho spiegato qualche volta, rinunciare a qualcosa significa che io possiedo questo e posso rinunciare. Ma quando come persona nemmeno so chi sono, nemmeno mi so definire, nemmeno so di appartenermi, nemmeno ho realizzato quando il Signore vuole per noi, a che cosa sto rinunciando? Io posso rinunciare, posso limitarmi, come secondo il concetto di Filippesi 2, se so chi sono. E allora posso dire, mi faccio da parte, do spazio. Ma quando ti fai da parte solo perché qualcuno ti ha comandato fatti da parte, lì tu sei, la persona viene abusata, la persona viene rigettata. Una cosa è essere se stessi e ritirarsi perché voglio dare spazio agli altri, perché il mio posto è qui e non sono un onnipresente. Ma una cosa è che, come dice anche Giacomo, voi che dite ai poveri di andarsene indietro perché devono venire i ricchi per sedersi davanti, dove lui denuncia questo atteggiamento che non era da cristiani, in quanto tutti uguali davanti a Dio nella centralità della persona. Gesù, affermando la sua autorità, conclude dicendo: il figlio dell'uomo è il Signore del sabato. Se il Signore del sabato insegna tutte queste cose riguardo al sabato, bisogna ascoltarlo e imparare. La nostra etica deve abbracciare e manifestare questa verità. La centralità della persona. Secondo il Signore, non solo i valori sono graduati, ma anche la colpa. Secondo Giovanni 19,11, chi aveva tradito Gesù Cristo aveva maggiore colpa. C'erano delle colpe, ma chi aveva tradito Gesù aveva una colpa maggiore. La parola maggiore indica che la colpa è graduata ed esige conseguenze graduate più o meno pesanti riguardo alla situazione. Possiamo concludere dicendo che anche per Gesù la legge di Mosè era indivisibile, doveva essere portata interamente a compimento
era graduata, era da precisare. Difatti lui ha detto: Mosè vi ha detto, ma io vi dico, sta scritto, ma io dico. Da precisare, era flessibile, cioè adattabile, proprio perché siamo nella grazia e non siamo sotto un impero dei Medi e dei Persiani dove chi sgarra muore. Aveva come scopo il bene della persona, che, scusate, più che il rispetto delle regole, più che la coerenza in se stessa. Cosa dice la donna adultera? Dove sono i tuoi accusatori? Perché quelli l'avevano portata per ammazzarla. E a rigor di legge, peccatrice era, quindi deve morire. Ma Gesù smaschera tutto il tranello che c'era dentro e soprattutto l'ambiguità di questi che, pur avendo preso questa coppia in flagrante adulterio, cioè erano presenti tutte e due, non si sa perché il maschietto se n'era andato. Perché era più facile ammazzare una donna, perché valeva di meno, e Sigione mostra che è l'uguaglianza. Quindi un'etica cristiana, più che il rispetto delle regole, mira al bene delle persone create a immagine di Dio. Questa è una frase che sottolineo con forza. Un'etica cristiana, più che il rispetto delle regole, mira al bene delle persone create all'immagine di Dio. Vi faccio un esempio banale. Due amichetti che vengono dalla stessa chiesa. L'amichetto faceva 11 anni il giorno dopo che finiva il campeggio, l'amichetto aveva già 11 anni e no, non può entrare perché lo fa il giorno dopo. E questo amichetto col cuore spezzato perché non può stare col suo amichetto che l'unico problema era il compleanno di un giorno. Queste cose ho visto fare. Ma qual è il problema? Solo per un giorno, per una settimana? Togliere, spezzare una relazione oppure veramente imporre delle regole che fanno soltanto piangere? Qual è il problema? Solo perché è una settimana più piccolo? O 3 giorni, fai il compleanno 2 giorni dopo che si finisce il campeggio? E non hai ancora 12 anni, perché ne aveva 11 anni, 11 mesi e quando? 29 giorni? E non poteva. Ho visto queste cose con i miei occhi. Ovviamente mi sono rivoltato di dentro. Vediamo l'etica dopo la venuta di Cristo. Nel venire per portare a compimento la legge e la legge dei profeti, Gesù li supera anche. Non biasima la legge, anzi la ferma, però la adatta. Non so se abbiamo la data. Anche l'Apostolo Paolo aggiunge che la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono, perché provengono da un Dio che è santo, giusto e buono. È importante riconoscere Cristo nel soddisfare le esigenze della legge e nel morire per soddisfare le esigenze di Dio Santo. Ci porta al di là di una base superiore dell'etica. Cristo stesso è la nostra base dell'etica cristiana. E allora lì c'è anche la flessibilità, l'amore, la misericordia e la grazia. Paolo scrive ai credenti, Paolo scrive che i credenti sono santi, messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere a un altro, e cioè a colui che è risuscitato dai morti. Romani 7,4. In Galati 3,10, 13 afferma: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Sono parole fantastiche. In cambio di soccombere sotto i sensi di colpa spirituali e i falsi sensi di colpa, siamo al beneficio della grazia di Dio. Ci ha riscattati dalla maledizione della legge.
dalle accuse per farti sentire colpevoli. E nei versetti 24 e 25 del capitolo 3 Paolo spiega che la legge è stata come un precettore, come un maestro per condurci a Cristo affinché noi noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore, cioè sotto la legge, perché siamo tutti figli di Dio per la fede in Gesù Cristo. Questa è una forte consolazione, è uno stato di serenità interiore incredibile. Siamo stati dunque liberati dalla legge come espressione di principi regolatori per compiere la giustizia di Dio tramite Cristo. Quindi non ci abbiamo più tutte quelle leggi una dopo l'altra da seguire, ma siamo al beneficio del cammino verso la grazia di Dio e il Signore. Gesù Cristo è diventato il termine ultimo, l'obiettivo della legge. Cristo stesso è diventato la nostra norma. Non seguiamo più una legge come guida di condotta, ma piuttosto seguiamo l'esempio di Cristo. E a proposito di una frase, cosa farebbe Gesù? Allora è giusto che ce lo peniamo, cosa farebbe Gesù, ma nella nostra umanità facciamo il meglio che possiamo, perché non potremo mai fare come Lui fa. Ma Lui è il nostro esempio, è il nostro modello, allora ci parla e ci rivela il cammino per dove andare con il meglio delle nostre forze. Gesù Cristo stesso è la nuova guida. Il termine legge assume un nuovo significato dopo Cristo. Il Nuovo Testamento parla della legge dell'amore. Riassume i 2 comandamenti in ordine di grande e anche secondo comandamento. E da questi comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Ormai l'etica biblica si esprime con l'amore come alla base e non come un codice stretto di leggi. Romani 13, 8, 10 dice l'amore quindi è l'adempimento della legge. Galati 5, 14 dice tutta la legge è adempiuta in questa unica parola, ama il tuo prossimo come te stesso. Giovanni, ribadendo questa nella sua prima epistola, che la base del nostro comportamento è l'amore, dice non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni e gli altri. E qua ci abbiamo parecchio da fare tutti. Però, come dice anche Gaetano, attenzione agli amorismi, perché tutti gli ismi sono dannosi e quindi dobbiamo stare attenti che ci sono lupi vestiti di agnelli. Altre espressioni simili parlano di questa nuova legge, per esempio in Giacomo si parla della legge regale, cioè dal re, o la legge della libertà, oppure la legge perfetta. Se volete vi do le citazioni, Giacomo 2,8, anche 1,25, anche 2,12 e la legge perfetta 1,25. Paolo la chiama niente di meno che la legge di Cristo, a differenziarla della legge di Mosè. Mentre là c'erano dei comandamenti di base, qua c'è l'esempio di Cristo che ha adempiuto quei comandamenti e ci apre la strada nella grazia. Cristo stesso è la norma, la base della nostra etica. Alla luce della nuova legge, che significato hanno i 10 comandamenti? Spesso vengono citate come la base dell'etica del Nuovo Testamento, però, facendo parte della legge di Mosè, essi non sono più il punto di riferimento spirituale e morale. Chi lo è Gesù Cristo. Non so se è chiaro, cioè, come ho detto prima,
tutto quello che è nel Nuovo Testamento ha come base l'Antico Testamento, quindi ne teniamo in considerazione. Ma chi è il modello, il Maestro e il Signore è Gesù Cristo, e Lui diventa la nostra regola, come Lui la legge di Cristo. Non c'è nessun codice che è uguale a Cristo stesso, che è l'amore perfetto, però fatto sta che tutti i 10 comandamenti sono ribaditi nel Nuovo Testamento, salve uno, quindi sono riportati a 9 su 10. L'osservazione del sabato. Così tutti i 9 comandamenti si dimostrano principi che rivelatori, che rivelano la volontà di Dio e rimangono in vigore perché sono inclusi nella legge di Cristo. Ma l'osservare il sabato si rivela come un principio regolatore che non è più in vigore, quindi non siamo tenuti a, come si dice, a ubbidirlo, perché Cristo stesso è il Signore del sabato. La rivelazione morale del Nuovo Testamento contiene prescrizioni e comandamenti coerenti per un comportamento cristiano in questo mondo. 9 su 10 dei comandamenti vengono ribaditi e rimangono in vigore, ma c'è molto di più. Nel Nuovo Testamento l'etica si basa sull'amore di Dio, da cui scaturiscono tutte le virtù cristiane. La base è diversa e dovremmo veramente pian pianino realizzare questa base nuova in Cristo. Questo amore è descritto in 1 Corinzi 13, che lo sappiamo, dove l'amore è personalizzato. L'amore è paziente, è benigno, non si gonfia, ecco, e segue tutta una serie di qualità e attributi che sono la manifestazione dell'amore nella vita di tutti i giorni. Difatti Paolo cosa dice? Vi descrivo la via per eccellenza, e parla dell'amore. Quindi il nostro cammino, che può essere buono, è importante che tenda verso l'eccellenza. Paolo non dice non valete niente, non state facendo niente, no. Paolo ai Corinzi sta dicendo siete arrivati fino a questo punto, adesso vi mostro la via per eccellenza, e traccia la via dell'amore. Ci siamo? Quindi anche noi nel nostro cammino non è che siamo stati cattivi, abbiamo fatto peggio, no, siamo arrivati qui, ma dobbiamo ancora sentire questo invito di andare verso una via più eccellente, una via migliore, che poi è la via di Cristo, perché Cristo è l'amore perfetto. L'etica dell'Antico Testamento deve essere vista alla luce del Nuovo Testamento. Si deve capire che la legge di Mosè è stata superata dalla legge di Cristo. Quindi dobbiamo veramente partire dalla base in cui ci troviamo e aspirare per andare di bene in meglio. Dobbiamo soprattutto riconoscere che non siamo sotto la legge di Mosè, ma piuttosto sotto la legge liberatrice di Gesù Cristo, e lui ci dice il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero, Matteo 11,30. Viviamo non per l'ubbidienza a leggi e regole, ma piuttosto per la fede in Cristo. Il giusto vivrà per fede, non solo per essere salvato, ma per vivere in modo vittorioso. Siamo stati liberati per vivere in modo autentico la volontà di Dio. Che significa autentico? Che noi ci siamo 100%, che non rimaniamo umani, ma ce la stiamo mettendo tutta, va bene detto così? Che non rimaniamo, diciamo, nella realtà in cui viviamo, ma ci stiamo mettendo tutto il nostro impegno. Difatti anche in Pietro si esprime così: mettete tutto il vostro impegno per aggiungere alla fede la conoscenza, alle virtù la fede, alla fede le conoscenze. C'è questo fatto di mettercela tutta. Lo scopo è di essere trasformati all'immagine di Cristo, è Lui il Signore della nostra vita, è Lui che è degno
della preminenza. Vorrei concludere leggendovi Michea, capitolo 6, versetto 8, che è un incoraggiamento al nostro cammino e al nostro comportamento. Dice qua, o uomo, quindi è anche donna, in questo senso, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. E in Cristo l'abbiamo conosciuto, mi pare che è questo che crediamo. Che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente col tuo Dio? La centralità di questo invito è che il Signore ci riconosce nella nostra umanità. Questi siamo. O essere umano, quindi non dice o idolo, o super Gaetano, o super Salvatore, no, non dice o super Anita, no, non dice questo. Ci incontra lì dove siamo e ci porta la possibilità di migliorare noi stessi là dove siamo, cioè il Signore ci incontra lì dove siamo e da dove siamo ci accompagna e ci indica una strada che possa portarci di bene in meglio. Con queste parole rileggo il versetto: o persona umana, o credente, o uomo o donna, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. E che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente col tuo Dio? In sintesi, cosa ci sta dicendo a ognuno di noi? Figlio mio, voglio camminare con te. Qual è il nome di Gesù? Immanuel, con noi Dio. E ancora di più, il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo. Quindi abbiamo speranza di migliorare, di andare di bene in meglio. Siamo arrivati qui, lo ripeto, abbiamo la speranza e la gioia di poter andare di bene in meglio. Per stasera ci fermiamo qui. La prossima volta che ci vediamo dovrebbe essere l'ultima della serie. Ci vediamo il 18 luglio e faremo una serie di etiche comparate. Ci sono dei modelli di etica, no? Li confronteremo insieme e vedremo se dentro la Bibbia ci sono tutte queste etiche di cui si parlerà.